tutti, sono Aninteressa Ziminera. Vi voglio raccontare una storia che a parer mio è molto divertente. Siete curiosi? Allora io, Benica di Gontu. Intanto vi faccio salutare dal mio babbo. Mica se seccate me ne sa che in origine. Sempre a lamentarsi che gli stavo tagliando un orecchio col video. Salute! Come state? Io sto bene, però solo la testa, tutto il resto è da demolire. È un pochettino acciaccato, ma sempre da lamentarsi, deve ringraziare che la capoccia gli funziona bene. Dunque, ieri, per venire qua da casa mia, ci ho impiegato circa 2 ore e mezza, sono venuta a piedi, al che uno si chiede, caspita, abitate lontani? No, 1 chilometro scarso. Mi si vorrisce me da scanasa di urru. Tradotto, mi sono impigliata nei rovi, vale a dire che mi sono fermata più volte, ovvio, per 1 chilometro scarso, 2 ore e mezza di tempo. Era un bellissimo pomeriggio e ne ho approfittato per prendere un po' di sole in Sagurve di Massosoli e mi è venuta in mente un video di Teresa Mannino, che è fortissima, in cui racconta che Ulisse, per rientrare a casa sua dopo la guerra di Troia, ci ha impiegato 10 anni, un percorso che avrebbe potuto compiere in soli 10 giorni, considerando che aveva delle ottime navi. Beh, se volete ridere, guardate il video di Teresa Mannino, che è davvero simpaticissima. E Ulisse ha percorso più o meno il mio stesso tragitto, anzi io il suo stesso tragitto. 2 ore e mezza per 1 chilometro. Però che serata meravigliosa. Vi saluto, ciao ciao!